Dopo la buona prestazione offerta nella bolla di Pordenone contro la capolista Udine, la pallacanestro Portogruaro sembrava aver trovato la chiave giusta per raccogliere qualche soddisfazione in più nel girone di ritorno. Con Cividale invece è arrivata un'altra sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca. Sì, arrivavamo da una buonissima prestazione contro l'UBC, in cui abbiamo dimostrato di essere di una squadra di un buon livello, di potercela giocare con tutti. Contro Cividale dovevamo assolutamente far di più, loro hanno dimostrato di essere forse una squadra più pronta adesso e hanno meritato la vittoria, sono riusciti a mantenere il vantaggio tutta la partita. C'è qualcosa che vi rimproverate di queste prime partite del campionato oppure pensate che la squadra sostanzialmente abbia dato per come è stata costruita? Abbiamo dimostrato, penso soprattutto alla partita contro l'UBC, di potercela giocare veramente con tutte, di essere squadra, di saper giocare bene, però ci manca qualcosa che ci faccia vincere le partite e speriamo che con la partita col college trovare questo qualcosa che manca. Vincere aiuta a vincere, quindi bisogna una partita da portare a casa assolutamente.